Sono carico nel senso che vedo entusiasmo al di là delle critiche che ogni tanto si leggono, ma ci sembrano da pungolo. Ha ritrovato l'entusiasmo per affrontare una nuova sfida elettorale Stefano Marcon, primo cittadino uscente di Castelfranco, principale centro della Marca al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale il 20 e 21 settembre. Fino a pochi mesi fa escludeva l'ipotesi di un secondo mandato. Ora, con la benedizione dei vertici della Lega e di Forza Italia, oltre che di molti colleghi sindaci, dà il via a una campagna battente. Ci presentiamo ai cittadini con un qualcosa di fatto, di concreto, che si tocca con mano, e questo testimonia che siamo in grado di farle le cose, e non è semplice talvolta, e con una esperienza e una visione, una progettualità che faranno sì che Castelfranco Veneto abbia quella centralità che sostanzialmente già ha, ma si possa ampliare. Sviluppo dell'ospedale, sicurezza, welfare, i settori principali in cui la sua compagine mira a impegnarsi per altri 5 anni. In una squadra che avrà delle basi consolidate, basi di esperienza consolidate, e gioventù che porterà quell'innovazione e quella energia che serve e che caratterizza i giovani. Lega, Forza Italia e lista Marcon sindaco quindi, ma per i bene informati il centrodestra correrà unito. Quasi fatto l'accordo con Fratelli d'Italia che potrebbe così ritirare il proprio candidato. Come Fratelli d'Italia stiamo ovviamente facendo tutte le valutazioni del caso, ovviamente l'obiettivo è quello di un centrodestra unito, per cui, come dire, speriamo di riuscire a risolvere tutte le problematiche e le perplessità ed andare uniti. Campagna elettorale nei comuni non sempre facile, conferma il commissario della Lega Boff. E ogni campagna elettorale ha i suoi lati positivi, ha i suoi problemi, le stiamo affrontando, abbiamo delle situazioni logicamente dove partiamo favoriti, delle situazioni dove partiamo meno favoriti, ma contiamo sul fare la nostra corsa e, come ripeto, importante è ragionare sul progetto, sugli ideali, dopodiché tutto viene di conseguenza.